na na. Hey yara, hey yara. Sono un uomo che lotta contro il tempo e respira per puro passatempo. E va. Sono un uomo che crede che la vita sia leccarsi ogni giorno una ferita. E va. Sono un uomo che crede alla fortuna se deve salire sulla luna. Ci va, lui ci va, la 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 la. Hey yara, hey yara. Sono un uomo che crede nell'amore e ha una storia d'amore ogni 3 ore. Poi va, ma se c'è la buona compagnia, un bicchiere l'allegria, la tristezza abituale non verrà. Verrà la primavera, non la sera, su di me. La 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 la. Hey yara, hey yara. Buonasera signore e signori, sono qui, come dicevo, a cantarvi canzoni d'amore. Amore di ieri, amore di oggi. Beh, insomma, se le parole però sono un po' cambiate perché i tempi passano, la musica, quella che viene dal cuore, è rimasta sempre quella di una volta. Ah, la 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 la. Hey yara, hey yara. Grazie. Beh, abbiamo parlato di canzoni di ieri e canzoni di oggi, ho accennato più o meno quale sarà lo schema di questo piccolo spettacolo. Così parliamo dell'amore partendo dalle mie prime canzoni andando avanti, e direi di cominciare con una che credo nessuno abbia dimenticato. Ritornerai, lo so, ritornerai. E quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato illuso di sempre. Canzone un po' sfortunata. Se tu sapessi quanto ti amo, non cercheresti di dire parole che voglion dire. Io non ti amo, quello che è triste è che tu non lo sai. Sanremo del 65. Il tuo amore è così grande, tutto il mare attraversato per portarmi tante cose oramai dimenticate.
mancate, il tuo amore così buono, quanto male ha sopportato per non farmi più soffrire e per non lasciarmi solo. Non lo dare più a nessuno, ma conservalo per noi. Non lo dare più a nessuno, ma conservalo per noi. Festival di Lugano di tanti anni fa. Una donna di nome Maria è arrivata stanotte dal sud, è arrivata col treno del sole, ma ha portato qualcosa di più. Ha portato 2 labbra a corallo e i suoi occhi son grandi così, mai nessuno che l'abbia baciata, a nessuno ha mai detto di sì. Ai Maria, ai Maria, Maria, ai Maria. E forse la più bella di tutte, l'unica che resterà nella piccola storia della canzone italiana, se avrò un po' di fortuna, sarà questa canzone dedicata a un uomo che andava a cercarsi le donne in balera, e si sa che le donne di balera hanno sempre fretta, dopo devono essere riaccompagnate a casa da uno che abbia almeno una lambretta, e lui, che arrivava in questi posti aggrappato al sellino posteriore di qualche amico compiacente, restava sempre lì a contare le stelle, a parlare per conto suo. Al paese dicevano che non c'era più con la testa e lo chiamavano ironicamente il poeta. Alla sera al caffè con gli amici si parlava di donne, motori, si diceva son gioie e dolori, lui piangeva e parlava di te. Se si andava in provincia a ballare, si cercava di aver le più belle, lui restava a contare le stelle, sospirava e parlava di te. Alle carte era un vero campione, lo chiamavano il ras del quartiere, ma una sera giocando a scopone perse un punto parlando di te, ed infine una notte si uccise per la gran confusione mentale. Fu un peccato perché era speciale, proprio come parlava di te. Ora dicono fosse un poeta che sapesse parlare d'amore. Cosa importa se in fondo uno muore e non può più parlare di te? Grazie. Eh sì, sono canzoni d'amore un po' tristi, io me ne rendo conto, cioè uno fa una serata, tutti quanti che devono stare tristi, cioè io mi rendo conto che queste canzoni possono portare al suicidio, quindi bisogna sorridere un po', per quello cerco di scherzare ogni tanto. Molte volte chiedono ai cantautori perché scrivi, dice ma lei la signor Launcin, perché lei scrive queste canzoni così tristi? C'è una ragione semplicissima, è che quando sono allegro esco.
Cosa sto a fare a casa? Scrivere canzoni? Cioè, perché le canzoni si scrivono quando l'amore non lo si ha, non lo si fa. Cioè, se uno avesse una bella ragazza da abbracciare, da portare fuori, è chiaro che non sta a casa a scrivere una canzone di io muoio se tu non... No, va e abbraccia la ragazza. Io ho provato a abbracciare una ragazza scrivendo una canzone, ma sono rimasto molto imbarazzato, non sapevo dove mettere la chitarra. Allora sono rimasto un attimo perplesso. Sì, signore. E poi diciamo che, ecco, sono canzoni tristi, anche sono canzoni un po', diciamo, di una volta, molto romantiche, e qua ci sono molte persone romantiche, e meno male, perché sono quelle che poi fanno i bambini, insomma. Sì, e oggi si guasta tutto, c'è veramente... siamo arrivati a dei punti, signora, lei si rende conto, questa società ormai è completamente sballata. Basta andare a vedere una partita di pallone e vedere questi giocatori, questi uomacci così villosi in mutande che si abbracciano e si baciano dopo aver segnato i gol. Io ho sentito un centravanti dire a un ala destra: non possiamo continuare a vederci così. Questo è vero, cioè c'è un clima di... Poi ci sono ancora degli altri problemi, per esempio l'amore. Dove l'amore? Perché un tempo si diceva 2 cuori e una capanna, oggi bisognerebbe dire 2 cuori e una caparra, cominciare a metterli per me. Prendono un appartamentino, una mansardina magari, perché insomma uno deve avere un posto al coperto. In Camporella non si può più andare, pericolosissimo. Prima se la prendevano solo con le donne e noi molto generosamente lasciavamo fare, perché eravamo così, noi siamo sempre stati molto aperti di mentalità. Poi improvvisamente che hanno cominciato a prendersela anche con noi e ci siamo accorti che la cosa non andava molto bene. Noi abbiamo una dignità così dietro, e quindi abbiamo questo problema. Ma comunque sia, problema di soldi, ma i soldi, quanti soldi? Perché un tempo era semplice: se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare, cercando di trovare tutta la felicità, un modesto impiego, io non ho pretese e voglio lavorare per poter fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina semplice e carina, tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, fare tante spese, comprare tante cose, tutte quelle che vuoi tu. Fare tante spese, comprare tante cose, tutte quelle che vuoi tu. Che poi c'è poco da sorridere, perché si parla delle pensioni di oggi, non so qui, ma da noi sono veramente... poi ci sono degli altri problemi. Per esempio, un po' è colpa nostra, nelle storie d'amore molte volte le vittime siamo noi, cioè sbagliamo un po' tutto. Quanti di noi maschietti, per esempio, abbiamo sposato, non dico adesso, non è un fatto personale, ma nel tempo, nell'antichità, nel presente e nel futuro sposeremo donne solo perché assomigliano alla mamma, alla propria mamma ovviamente. Come cucinava mia mamma, e come teneva la casa mia mamma. E gli omini sono un po' così. Allora io ho fatto una canzone dedicata a questi uomini che io definisco dei nani morali. Ovviamente non mi permetto di definirli sull'altezza, perché io proprio su quell'argomento lì non entro, perché... Una volta c'era uno piccolino come me che si chiamava Juca Chavez, che diceva sempre: se domani viene rivoluzione in Italia, per me, per te non c'è bisogno di mettere al muro, basta marciapiede, diceva. Vabbè, ma questo è lui. Voglio dire che poi io nel mio piccolo sono una miniatura, perché non è che insomma sono carino. Sto diventando equilatero. Mi dispiace che voi vediate il lato peggiore di me, che non... potete fare così: a metà spettacolo tutti quelli che sono seduti lì vengono là e quelli di là vanno là, oppure vi sedete in braccio, insomma, vedete un po' voi. Occhio a scegliere, ovviamente. Va bene, andiamo avanti. Questa canzone, che si chiama Nani, fa più o meno così. Non è autobiografica, anche se è cantata in prima persona. Sono anni che ormai vado avanti così, mi trascino sui gomiti. Fin da tenera età ho sempre fatto pietà, la mia pazienza dei limiti. Ma ho paura pensando che verrà il giorno quando tutto questo finirà, quando io morirò, e perciò non potrò più pensare alla mia mamma. Nani, siamo dei nani, niente, non contiamo niente. Zenda, prigioniero di te, forse perché cucini proprio come la mia mamma. Sono basso così, sono grasso così, non funziona una ghiandola.
Quando sono le 6, anche se non vorrei, devo prendere la pillola. Sono più chiuso di un orso, sbaglio sempre discorso e la mia vita è serie C. Quando andrò al cimitero, lì vestite di nero, come corvi tu e mia mamma. Nani, vita da cani, na 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 na, gente che non conta mai niente, na 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 na, azienda, prigioniero di te e dell'azienda, anche perché purtroppo mi ricordi la mia mamma. Nani, siamo dei nani, na 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 na, niente, non contiamo niente, na 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 na, na na ra 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 ra. E si allontana così nella sua miseria morale e finisce questo pezzo. È un quadretto, è un quadrettino così. Allora a questo punto cosa succede? Che un po' per vigliaccheria, un po' per incapacità, un po' perché i poeti purtroppo nelle storie d'amore vengono sempre uccisi dai cattivi, si finisce molte volte per mettere su famiglia, o comunque unirsi, perché adesso non si parla più di mettere su famiglia regolare, ma insomma mettersi in coppia di qualunque tipo, perché ognuno si gestisce come vuole, perché qualcuno ti dice: beh, se tu ti metti con quello lì io ti apro un negozietto, io ti sistemo, io faccio una cosa. Quante volte succede ancora, è come se succede, si devono fare tutti i conti. E allora che cosa succede? Che uno che gli capita di accoppiarsi in questa maniera comincia a vivere come il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ve lo ricordate? Quello che di giorno faceva una cosa e di notte ne faceva. E lui, questo personaggio è uguale, sta a casa, timbra, però poi cosa fa? Con la testa vola via. Battisti e Mogol, che ne devono aver passate di tutti i colori in questo senso, hanno scritto per me questa meravigliosa canzone che fa: io lavoro e penso a te, torno a casa, penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? Penso a te. Dove andiamo? Penso a te, le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stan cercando, na 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 na. Scusa, è tardi, penso a te, t'accompagno, penso a te, non sono stato divertente e penso a te. Sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te. Na 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 na. Sì, d'altra parte si scopre presto che le proprie illusioni servono a poco nelle storie d'amore, quelle reali, quelle della vita. C'è una casa nel parco in fondo al mio cuore ed è là che faremo all'amore. C'è un'arancia sul ramo che sfiora il mio letto, entra luce da un buco nel tetto. Io quel buco l'ho fatto per
per guardare le stelle, e guardandole insieme mi sembran più belle. C'è una latta di birra gelata in cucina, mi sorridi sdraiata vicina. Ora accendi nel buio la tua sigaretta, ti riporta lontano la fretta. Io ho dormito stanotte sotto il tetto bucato, ma ha piovuto e per questo mi sono svegliato. C'è una casa nel parco che in fondo al mio cuore, l'ho venduta per fare all'amore. Lai la lai la lai la lai la lai la lai la la la. È perché ci hanno, grazie. È perché ci hanno imbrogliato da piccoli, questa è la verità. Ci hanno insegnato, ai bambini hanno insegnato che c'erano le belle addormentate, per esempio. Non è vero, quando sono belle non sono mai addormentate, quando sono brutte neanche, anzi ancora meno, perché devono recuperare il tempo perduto, l'handicap, capito? Cioè, quindi ci sono dei problemi. Alle bambine hanno insegnato che esistono i principi azzurri. Appena arrivata all'età da marito, la mamma gli ha spiegato che il vicino di casa bancario con 16 mensilità, la mutua e tutto andava benissimo. Da azzurro il principe è stato declassato a grigio, ma quello che conta è la sicurezza sociale. Quindi non è vero, sono tutte storie. Non parliamo poi come ci hanno ingannato con i fumetti di Walt Disney, poi. Paperino, Paperina, Orazio e Clarabella, Topolino, Minni, che fingono degli amori che non si sa bene cosa siano, perché intanto sono 40 anni che sono assieme e non sono sposati, perché non li ho mai visti, vivono ognuno a casa loro. Orazio e Clarabella no, sono più francesi, fanno capire che vivono insieme, si affacciano ogni tanto dalle finestre, ci sono dei panni stesi, insomma un po' tipo film Marcel Carné, si vede che c'è del neorealismo, lei c'ha le corna, cioè è tutto, è vero, insomma si vede che c'è la cosa. Invece gli altri no. Quando viene sera Topolino torna a casa sua, Minnie a casa sua, eccetera, e si palleggiano degli strani nipotini, che quelli sono figli loro illegittimi, chiaramente, no? È evidente. Che poveretti, oltre ad avere questa disgrazia di essere così involontariamente, disgrazia perché poi non è assolutamente, però succede, non sono neanche poi molto intelligenti, oppure sono troppo furbi, ancora non ho capito, perché hanno 40 anni e fanno ancora i Boy Scout, anzi le giovani marmotte si dice. Quindi anche lì è da chiarire un po' tutto. Vedete, ci hanno raccontato un po' di storie, ma in effetti noi ci siamo voluti ingannare, perché tutto il nostro sistema è basato sull'inganno, cioè soprattutto sul fatto di ingannare il prossimo sulla nostra vera situazione. L'importante è non far sapere che noi abbiamo preso una fregatura, cioè quando le cose vanno male ce le teniamo tra di noi, non le andiamo certo in giro a dire, gli altri non devono saperlo, e siamo disposti a fare anche la figura del burattino, dell'arlecchino nelle mani del proprio partner. L'importante è che gli altri non si accorgano. Sincera come un fumo di sera, trasparente eppur sembri nera, amore caro, amore bello, non ti voglio più. Ho visto cattedrali di luce nel cuore, troppo sole può fare morire, amore caro, amore bello, non ti voglio più. Un uomo, ma chi è? Non dire che assomiglia a me. Mani non le ha, oppure sì. E poi cosa? Io muoio, araia, araia, io se lascio te son solo, ma insieme a te io vedo che un fantasma c'è.
ma cosa accade? Tu non piangi, non ridi stasera, come un bimbo mi guardi severa. Io soffro tanto, tanto ma tanto, non ci credi, eppure forse hai ragione, che strano. D'improvviso mi sento arlecchino, rido e ballo e ti prendo per mano, amore caro, amore bello, amore mio, na 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 na. Io dicevo che bisogna tenere così, tener botta, come si dice in linguaggio un po' dialettale, cioè non farsi accorgere dagli altri, ma le liti, se devono venire, devono esplodere per forza nella coppia, bisogna che poi si parlino. Il problema è che oggi non si può più litigare in casa, perché fanno delle case con dei muri talmente trasparenti che appena comincia ad alzare la voce, vicino, allora... E infatti nei condomini regna in genere la pace più assoluta. Senti questo silenzio, tutti buongiorno dottore, buongiorno, mi saluti la sua signora, tutti. Appena salgono sulle loro macchine, sulla macchina ormai succede tutto. La macchina è l'unico posto di intimità che si ha nella vita normale. Lo si ha per litigare, lo si ha per rappacificarsi. La macchina è ormai il deus ex machina delle nostre storie d'amore. E io ho scritto una canzone nuova così che ho dedicato a questo problema, proprio assistendo a una lite di una coppia in una macchina. Io ero seduto di dietro imbarazzatissimo, fatemi scendere, non sapevo dove mettere. Poi litigavano in francese oltretutto, ma si capiva che litigavano perché si tiravano i capelli. Maledetta sia la macchina, con tutto il suo motore, ogni volta che ci sali non si fa l'amore. E infatti litighiamo, ti giuro che ti amo, ma tu non mi credi, silenziosa siedi accanto a me. E ogni volta che ti parlo mi sembra di farlo davanti a un agente del fisco. Mi guardi, mi scruti con gli occhi tuoi muti che dicono non ti capisco. Nanai nanai na, nanai 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 na. Al diavolo i pneumatici, in fondo poco pratici, non risolvono di certo i miei problemi tattici. Nanai nanai na, nanai nanai na, nanai nanai na, nanai nanai na. Ma siamo matematici, ma siamo matematici. Maledetta sia la macchina, sia pure gas metano, per poterti star vicino devo andar lontano, vederti ad ogni costo, amarti di nascosto. Certo si fa dura questa mia avventura insieme a te, ma ogni volta che ti guardo divento un ghepardo che ha voglia di saltarti addosso. Se non sto più attento il mio sentimento mi porta a finire in un fosso. Nanai nanai na, nanai 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 na. E allora benedetta sia la macchina, infine parcheggiata, non ci vedono di certo dalla carreggiata. Nanai nanai na, nanai nanai na, nanai nanai na, nanai nanai na. L'amore è una frittata, beato chi la mangia, mangia competente, beata sia la gente che mangia la frittata, non mangia la frittata. Beh,
canzone terminata, canzone terminata. E infatti la canzone termina qui, sì. Grazie. I mezzi di locomozione, adesso parliamo di macchina, tutti con la macchina, chi non ha la macchina è perso, ma un tempo si andava in bicicletta, quello era, e la bicicletta era il segno dell'orgoglio nazionale. Vi ricordate Coppi, Bartali? Un grande cantautore italiano molto geniale ha scritto una canzone che si chiama Bartali, che vi faccio sentire adesso, che è la scusa che quest'uomo, l'uomo della canzone, quello che canta, prende per cercare di disfarsi della presenza di questa donna insipida che sta con lui. Lui è sulla strada e gli vengono in mente le glorie di quando Bartali vinceva il Tour de France e dice: guarda, con tanto orgoglio che avevamo, guarda come sono ridotto che adesso tu mi porti in giro come uno straccio. Non c'entra niente, ma sai, nella testa delle persone succedono delle cose strane ogni tanto. Farà piacere un bel mazzo di rose o il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più. In questo giorno appiccicoso di caucciù sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Na na na, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, lo sguardo allegro da italiano in gita. I francesi ci rispettano, che le scatole gli girano. E tu mi fai: dobbiamo andare al cine, vai al cine, vacci tu. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, ma anche a noi uomini ci scappa la pipì. E muore questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone impolverato, se tu vuoi andare vai, e vai che io sto qui, aspetto Bartali scalpitando sui miei sandali. Dietro a una curva spunterà quel naso triste da italiano buono, tra francesi che si seccano e giornali che svolazzano. Io resto qui, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Na 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 na. I francesi ci rispettano, che le scatole gli girano. E tu mi fai: dobbiamo andare al cine, vai al cine, vacci tu. Na 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 na. Grazie. Sì, d'altra parte, quando si arriva al momento che bisogna andarsene, quando le storie sono finite, sono finite. Due sono sulla spiaggia, l'uomo e la donna, che stanno guardando un tramonto rosso fuoco, meraviglioso. Sono 13 anni che convivono, ma non sono sposati. E sono lì. In altri tempi si sarebbero presi su questi ciottoli della riva. Invece adesso lui è un passo avanti a lei, le mani nella tasca dell'impermeabile. Lei è un passo indietro con quell'aria che hanno le donne quando vogliono tingersi i capelli perché sono in crisi. Così stanno guardando la curva dell'orizzonte. Laggiù in fondo, a un certo punto lui si rende conto che deve dire qualcosa per salvare questa unione, e allora senza voltarsi dice: cara, perché non ci sposiamo? E lei, senza guardarlo: ormai che ci pigliano i due. E questa è la fine di tutto. Allora è evidente che a questo punto, con qualunque mezzo, che sia sulle ali di un'aquila o sulla tela fragile di un aquilone, l'unica cosa da fare è andare. Il fiume va, guardo
più in là un'automobile corre e lascia dietro sé del fumo grigio e me, e questo verde mondo indifferente perché da troppo tempo ormai apre le braccia a nessuno come me che ho bisogno di qualche cosa di più che non puoi darmi tu. È un'auto che va, basta già a farmi chiedere se io vivo. Mezz'ora fa mostravi a me la tua bandiera d'amore, che amore poi non è, e mi dicevi che io dovrei cambiare per diventare come te, che ami solo me, ma come un'aquila può diventare aquilone, che sia legato oppure no, non sarà mai di cartone. Cosa sono io non so, ma un'auto che va, basta già a farmi chiedere se io vivo. Il fiume va, sa dove andare, guardo più in là, in cerca d'amore. Un'automobile corre, ci sono vent'anni, e lascia dietro sé del fumo grigio e me, e questo verde mondo nel quale mi confondo indifferente perché da troppo tempo ormai apre le braccia a nessuno come me che ho bisogno di qualche cosa di più che non puoi darmi tu. È un'auto che va, basta già a farmi chiedere se io vivo. Un consiglio: bisogna stare molto attenti nella scelta dei mezzi di locomozione quando ci se ne va, perché, grazie, un premio, bisogna stare molto attenti quando ci se ne va, perché? Beh, perché ci sono dei mezzi che sono pericolosi. Per esempio, io adesso vi racconto la storia di un uomo che va con la moglie a fare una crociera, e mentre la moglie sta ballando in un salone di prima classe con un ufficiale medico, naturalmente, perché sono sempre gli ufficiali medici quelli che travolgono le signore nelle crociere, lui invece, splash, cade dalla nave. Ora, pensate, la notte è fonda, la nave se ne va, l'oceano è immenso, potrebbe essere una tragedia, dovrebbe essere una tragedia, se non fosse una canzone italiana. Perché gli italiani hanno una proprietà fisiochimica, galleggiano sempre, hanno questa cosa che non si sa da che cosa deriva. E allora, sì, per fortuna. E infatti la canzone poi si risolve in una storia in due tempi che vedrete, c'ha un risvolto anche abbastanza così simpatico. Però io adesso vi vorrei vedere anche la vostra sincerità, perché questo è uno spettacolo, io sono abituato a far partecipare la gente. Allora io conterò fino a 3 e poi facciamo splash tutti insieme per vedere se è vero che siamo tutti nell'oceano fino a qui. No, perché è vero che qua siamo in Svizzera, però la crisi del petrolio grosso modo c'è dovunque, l'abbiamo sentita tutti.
da noi un grosso esponente politico proprio stasera ha dichiarato che fino a ieri eravamo sull'orlo del baratro, ma oggi abbiamo fatto finalmente un passo avanti e quindi siamo arrivati qui. Io poi stamattina ho letto su un annuncio economico sul giornale che dà il limite della crisi in cui siamo arrivati. C'era scritto 4 parole: causa partenza, vendo valigia. A questo punto abbiamo perso tutto. Allora, voglio vedere se la crisi è veramente internazionale. Lo conto fino a 3 splash, 3 splash, vediamo, perché è l'inizio della canzone, se non c'è lo splash no. Allora, 1, 2, 3, splash! Qualcuno si è buttato in ritardo, è partito la crisi dopo, si vede. Attenti all'onda e via. Oh, quanto buio che c'è intorno a me, che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. E son caduto dalla nave, son caduto mentre a bordo c'era il ballo. Onda su onda, il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda, mi sto allontanando ormai, la nave è una lucciola persa nel blu, mai tu mi salverò. E intanto a bordo Sara, ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui, ad occhi chiusi ti stringi a lui. Sarà, ma non importa. Seconda parte. Stupenda l'isola è, il clima è dolce intorno a me, ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di virtù. È steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, guardo in faccia il paradiso. Onda su onda, il mare mi ha portato qua, ritmi, canzoni e donne di sogno, banane, lamponi. Onda su onda, mi sono ambientato ormai, il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi dai. Onda su onda, la 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 la. Grazie. Oh, e siamo arrivati anche al finale di questo nostro incontro con una canzone straordinaria che può sembrare non c'entri niente con queste storie d'amore di uomo-donna, eccetera. Ma dato che, diceva Oscar Wilde, l'amore a innamorarsi è esagerare le differenze tra una persona e tutte le altre. È evidente che quando si arriva a una certa età le esagerazioni non si fanno più e allora ci si placa. Però c'è un tipo di amore che non si perde mai per tutta la vita e in genere è quello per la propria terra. E questa è una canzone dedicata alla mia città, è una canzone che si chiama Genova per noi e l'ha scritta lo stesso autore di Onda su Onda, che non è di Genova, ma come tutti i piemontesi ha questo enorme amore per il mare, per quel mare che il Piemonte non ha e che sente come una mancanza molto grossa. Cesare Pavese ha scritto dei racconti stupendi delle andate al mare e io ho cantato questa canzone, l'ho presa come mia perché per i miei poveri concittadini che sono così maltrattati.
È vero che sono 2 anni o 3 che vi vanno in giro a dire che i genovesi si fanno seppellire con la testa di fuori per risparmiare la fotografia della lapide, ve l'hanno già detto, no? Non è vero, no. Non è vero. Sono andato a controllare di persona, ci sono stati in tutto 3 casi. Ora non si può per una testa qui, una testa lì, insomma accusare tutta quanta una città. No, i genovesi sono prudenti, sanno quello che fanno. Dice morto il signor Parodi, avrà avuto il suo interesse, basta, cioè ci sono delle cose precise. Io so di 4 genovesi. So di 4 genovesi alpinisti che si erano persi in una tormenta e dopo 5 giorni una pattuglia della Croce Rossa arriva alla baita dove loro si erano rifugiati, bussa e questi dentro semicongelati, semimorti fanno chi è? Croce Rossa, abbiamo già dato, e li mandano via. I genovesi sanno questo tipo di mentalità. A questo punto poi c'è un'altra ragione per cui ho scelto questa canzone. C'è questo ritmo che è eccezionale, perché voi che così ormai siete abituati alle musiche da discoteca vi rendete conto che quando si sente un ritmo così travolgente uno non riesce a stare seduto, insomma, gli viene da sdraiarsi, no? Io volevo diventare il Barry White italiano con questa canzone e loro due i miei amici avrebbero dovuto diventare Ike e Tina Turner, e invece sono Sergio e Riccardo. Ciao. No, cioè, cerchiamo di mantenere le distanze, che dovete applaudire più me che loro, perché sennò Allora, bravo lui niente. Lui è sempre più sfortunato, è triste. Bravo Riccardo, sì. Va bene, andiamo. Io ho bisogno di una cosa qua, però, anche qua di una collaborazione, perché questo ritmo, avrete notato, che è talmente travolgente che non finisce mai, cioè va avanti così, anche può durare se avete del tempo, perché una volta ho fatto uno spettacolo che è durato fino alle 4 di notte e tutti quanti bis, poi ho scoperto che erano tutti alluvionati, non sapevano dove andare, ma se voi invece avete fretta, è meglio, se avete fretta e volete che questo spettacolo finisca, è bene che qualcuno mi dia il via, se no il pezzo non comincia. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, che ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica, ma che paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte e non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte, il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Ah, la 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 la. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, ed ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randagi ritorniamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armadi tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali. In un'immobile campagna con la pioggia che ci bagni e i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabris. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ah, 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 ah,
Sergio, Riccardo e Bruno. E arrivederci.